esigenze della propria società ha già, direi, esaudito almeno metà del suo obiettivo, perché una delle cose più importanti per l'arte è quella di essere testimone del proprio tempo. Io credo che Veneziano sia l'uomo di quel preciso momento. Lo scandalo generalmente viene praticamente quando si infrange il tabù dell'ipocrisia, del pudore, della morale, che poi è falso pudore e falsa moralità. Non dovrebbe avere senso parlare di una divisione crociana fra arte e non arte, però paradossalmente secondo me ha senso, perché l'arte si è incredibilmente moltiplicata da un punto di vista delle opere prodotte e la maggior parte di ciò che sta attaccato ai muri dei collezionisti, dei musei, dei galleristi non è arte, è arredo. Il concetto dell'arte è ancora accademico. Purtroppo la soluzione finale dell'opera d'arte è il quadro appesa alla parete domestica e quindi praticamente il collezionista non vorrà mai entrare in crisi in continuazione quando entra praticamente a casa sua. C'è un concetto vecchio appunto di rappresentazione, c'è un concetto molto persistente, oggi come non mai, di mercato, quindi l'opera deve essere in un certo senso anche piacevole, infatti funziona più il sesso puro che l'orrore. La valutazione di un'opera oggi, ripeto, dopo Duchamp ha assolutamente canoni e stilemi e modalità di valutazione completamente diverse. Io credo che nella provocazione di Veneziano ci sia l'inevitabilità dell'arte, quindi la necessità di raccontare delle cose. Il vero veneziano, per chi lo conosce, è invece la persona che sta dietro ai lavori e che in parte non corrisponde al codice linguistico che lui adotta nel momento in cui dipinge, perché la sua grammatica è violenta, è perentoria, mentre il suo carattere reale, quello in ombra, è un carattere assolutamente mite. Ecco perché fa impressione lo scatenarsi dei media contro un lavoro di Veneziano, quando invece non vi è la conoscenza dell'artista. Ma tutto sommato va anche meglio così, perché quel personaggio fittizio, cioè l'artista veneziano provocatore, se vogliamo è una sorta di performance, una propaggine, un prolungamento, diciamo, del lavoro pittorico, anzi forse quello più curioso. Sono molto felice di questa avventura, devo dire la verità. C'è stato molto lavoro di preparazione, di comunicazione, ci sono stati alcuni diverbi anche con i collezionisti eccetera eccetera, però alla fine il risultato è che abbiamo insieme, io e lui, colpito finalmente l'ipocrisia che regna in continuazione anche nel mondo dell'arte, che è sempre un'immagine felice, estetica, bella, ma non mai veritiera. Una via d'uscita la do, una chiave di lettura, no? C'è un modo per sdrammatizzare che è l'ironia. Non è facile interagire con i media e non essere schiacciato. La bellezza sta nelle idee. I am the voice of the